Salve, sono Riccio Luigi, una prima nazionale con un Elofide di 1921 punti al momento in cui sto registrando questo video, che è oggi 13 dicembre 2015. Lascio la mia email per chiunque voglia effettuare critiche, correzioni, nuove idee a questo video. L'email è vivagliescacchi@virgilio.it. Siamo arrivati finalmente all'ultimo video del torneo di San Pietroburgo del 1914 e la partita che analizzeremo in questo video è quella giocata all'ultimo turno, il 10° del torneo finale, sommando poi anche i turni del torneo preliminare. Siamo al 21° turno e ultimo turno. La partita è Lasker contro Marshall, giocata il 22 maggio 1914. Ora, prima di questo turno, Lasker conduceva con mezzo punto di vantaggio su Capablanca, dopo che fece Lasker un torneo finale strepitoso. Quindi il cubano Capablanca poteva ancora vincere il torneo, o quantomeno a pari merito insieme a Lasker, qualora Capablanca avesse vinto e Lasker avrebbe pattato. Ora, nell'altra partita che riguarda i possibili vincitori del torneo, parlo della Capablanca Aliekin concesse subito un pedone in apertura al cubano, giocò molto male l'apertura che fu una difesa francese e Capablanca non ebbe difficoltà a concretizzare la vittoria, quindi Lasker doveva assolutamente vincere per vincere in solitaria il torneo. Una patta l'avrebbe fatto vincere il torneo al pari merito con Capablanca, una malaugurata sconfitta l'avrebbe fatto arrivare secondo. Vediamo com'è andata la partita. Lasker gioca col bianco. E4, E5, cavallo F3, Marshall gioca la difesa russa, o più propriamente come andrebbe chiamata, difesa di Petrov. Ora a Lasker era capitato di giocare questa apertura 8 volte in passato con il bianco, registrando uno score notevolissimo. 6 vittorie, una patta e una sconfitta. Tra l'altro la patta e la sconfitta furono curiosamente ad opera di Pillsbury, proprio nel torneo di San Pietroburgo, però di 15 anni prima, del 19 anni prima, chiedo scusa, il torneo del 1895, mentre invece con i pezzi neri Lasker non aveva mai adoperato la difesa russa. Lasker gioca cavallo per E5, a cui Marshall gioca la variante principale di 6. Sia cavallo per E4 che donna E7 sono guardate con sospetto dalla teoria e non a torto, perché sembrerebbe insomma che il bianco vada in vantaggio. Quindi dopo cavallo per E5 la migliore è di 6 che appunto Marshall gioca, cavallo F3, cavallo C4 è un tentativo fine a se stesso che non ha nessuna idea particolare, cavallo F3, cavallo per E4. Ora qui arriva una sorpresa, donna E2. Ora, oggettivamente va detto che nuovamente, così come la scelta della variante di cambio della partita spagnola adoperata contro Capablanca che vide Lasker vincere in maniera bellissima, Lasker in questa partita non sceglie il seguito più tagliente ed aggressivo che si sarebbe avuto con la spinta in D4, ma si accontenta di una continuazione più tranquilla. Forse si può supporre che il tedesco, conoscendo la natura aggressiva di Marshall, sapeva o quantomeno sperava fortemente che l'americano non si sarebbe accontentato di una rapida patta, perché vedremo subito che questa mossa è abbastanza pattaiola. Allora, questo è quello che diciamo va detto. Ora il D4 è la continuazione principale e fu il tratto scelto da Lasker nelle sue 2 partite contro Pillsbury. Una proseguì con D5, alfiere D3, alfiere 7, arrocco, cavallo C6, torre 1, alfiere G4, C3, qui Lasker giocò C3, ma C4 è il tratto raccomandato dalla teoria, F5, donna B3, arrocco. E secondo Weinstein il nero dispone di una sensibile iniziativa. Appunto questa partita vide prevalere il nero Pillsbury e fu giocato, come ho già detto, nel torneo di San Pietroburgo del 1895. Quindi D4 in sostanza è la variante principale. Lasker gioca donna E2, a cui ovviamente Marshall è obbligato a rispondere con donna E7, altrimenti perde il cavallo.
D3, scaccia il cavallo e apre la strada all'alfiere campo scuro, cavallo F6. Qui l'Asker gioca la mossa in questa posizione più aggressiva, alfiere G5. Naturalmente, se avesse giocato donna per E7, alfiere per E7, cavallo C3, è chiaro che qui è difficile vedere una partita diversa dalla patta, un risultato diverso dalla patta. Dopo alfiere G5, Marshall gioca alfiere E6, che è una mossa giocabile, data per discreta dalla teoria delle aperture, però io ho messo mossa dubbia, cioè contrassegnata con punto esclamativo, punto interrogativo e punto esclamativo, perché Marshall denota la sua volontà di non cambiare le donne prematuramente e quindi di voler giocare per vincere, cosa oggettivamente molto strana contro l'allora campione del mondo, per giunta Marshall giocava con i neri. È chiaro che avrebbe potuto optare semplicemente per donna per E2, alfiere per E2, alfiere 7. In questa variante all'Asker sarebbe servito un miracolo per vincere la partita, dato che non ci sono le donne sulla scacchiera, struttura pedonale simmetrica, nessuna debolezza da parte di entrambi gli schieramenti, quindi per giocatori del livello di Lasker e di Marshall la partita probabilmente si sarebbe avviata verso una rapida patta. Invece di alfiere 6, una mossa buona è cavallo B di 7. Dopo cavallo C3, donna per E2, alfiere per E2, H6, alfiere F4, G6, arrocco, alfiere G7, quindi l'idea è di fianchettare l'alfiere campo scuro, il nero ha una comoda parità, solo che sfortuna di Marshall questa variante fu individuata nel 1914, chiedo scusa, fu individuata da Brostein che nel 1914, anno in cui si gioca la partita che sto analizzando, non era ancora nato, quindi insomma Marshall non poteva conoscere questa variante. Comunque, ad ogni modo, la mossa alfiere 6 che ha giocato Marshall, questa, Marshall già l'ha giocata 2 volte in passato, almeno per quello che risulta nel mio database. Una contro Treibal nel 1908, terminata patta, e una contro Duras a San Sebastian nel 1912 che vide vincere Marshall. Nell'altra partita, la partita che vide pattare Lasker e Pillsbury, nel torneo di Hastings, del torneo di San Pietroburgo del 1895, Pillsbury giocò cavallo C6. Ora, qui così, una mia nota della teoria. Si sostiene che il nero qui non può mantenere la simmetria, almeno lo sostiene la teoria. Io però non sono d'accordo, perché se invece di 7 cavallo C6 segue alfiere G4, è tempo di trovarla, eccola qui, la teoria dà un punto interrogativo. Però dopo alfiere per F6 del bianco, consigliato dalla teoria, G per F6, naturalmente il nero non può giocare alfiere per F3. Ora sì, sono d'accordo che la simmetria non può essere mantenuta perché il bianco vince immediatamente con donna per E7, alfiere per E7, alfiere per E7 e resta con un pezzo in più, ovviamente. Quindi dopo alfiere per F6, G per F6, donna per E7, alfiere per E7, alfiere 2, qui si assegna, la teoria almeno assegna chiaro vantaggio al bianco, però a mio modesto avviso la coppia degli alfieri del nero e la colonna G aperta compensa tranquillamente l'imperoratura, cioè tutto questo vantaggio al bianco io francamente non lo vedo. Proprio al massimo, volendo spremere, si può dire che il bianco ha un lieve vantaggio. Comunque è una mia opinione teorica, ognuno poi è libero di valutare la posizione e giocarla se lo ritiene opportuno. Dopo la mossa giocata da Marshall alfiere 6, Lasker naturalmente gioca cavallo C3, sviluppa un pezzo, e Marshall qua gioca cavallo B di 7, che è una novità teorica all'epoca ed è un miglioramento rispetto alla partita che io ho analizzato in un video del 15° turno di questo torneo, nella quale proseguì con H6. Spero se l'avete visto il video che la ricordate. Siccome Marshall perse questa partita con Capablanca, è chiaro che cercò un miglioramento, fermo restando che invece di cavallo B di 7 si può anche giocare cavallo C6, almeno secondo la teoria. Quindi dopo cavallo B di 7, Lasker a Roccalungo, H6. Ecco l'idea. Adesso se Lasker cambiasse in F6, il nero semplicemente riprenderebbe col cavallo B, col cavallo D, e il bianco non avrebbe ottenuto nulla, anzi avrebbe solo perduto
inutilmente la coppia degli alfieri avrebbe fatto sciogliere il nido, togliendogli ogni problema d'apertura. Quindi dopo H6 l'Asker deve ritirare alfiere H4, G5. Ora Marshall spinge sull'ala di Re per sviluppare l'alfiere F8 in G7 e si accorge che i suoi pezzi sono un po' ammucchiati, specie l'alfiere F8 e la donna E7 che non hanno spiragli. Qui invece di G5 si poteva anche giocare a rocco lungo, qui a questo punto cavallo di 4 dava un lieve vantaggio al bianco, secondo Yusupov, perché ricordo che c'è una bellissima monografia di Yusupov, del grande maestro Arthur Yusupov, l'anno esatto non lo ricordo, però siamo negli anni 90, del secolo scorso ovviamente, dal 1990 al 1999, c'è una bella monografia sulla difesa russa e chi voglia approfondire questa difesa è vivamente consigliato di reperirla. Dopo a rocco lungo poteva seguire ad esempio D4, G5, alfiere G3, cavallo D5, cavallo per D5, alfiere per D5, donna D3, cavallo B6 con gioco poco chiaro. Oppure invece dopo D4, invece di G5, poteva seguire cavallo B6, donna B5, A6, donna A5 con lieve vantaggio del bianco nella partita Holzhausen-Richter giocata per corrispondenza nel 1929. Ad ogni modo l'Asker si adopera per spingere in G5, quindi spinge in G5, alfiere C3, cavallo H5. Questa è una mossa dubbia, perché qual è l'idea di Marshall? L'idea di Marshall è spingere in D5, però senza avere la debolezza della casa E5. È chiaro che spingendo in D5 non c'è più un pedone che protegge la casa E5. Allora che cosa decide di fare Marshall? Decide di eliminare o allontanare i pezzi bianchi che guardano la casa E5, in particolar modo l'alfiere G3 che ha intenzione di cambiarlo col cavallo H5, per questo ha giocato cavallo H5, e invece di allontanare il cavallo F3 con la spinta in G4. Una buona mossa sarebbe stata a rocco lungo o anche alfiere G7. Dopo cavallo H5 l'Asker gioca a D4, che è una spinta tematica in questa variante, perché consente al bianco non solo di guadagnare un po' di spazio al centro, ma anche di aprire l'importante diagonale F1 a 6 e lo vedremo proprio in questa partita, l'importanza di questa diagonale. L'Asker continua nel suo piano cambiando in G3, H per G3 e continua ancora in G4 per allontanare il cavallo F3 dal controllo della casa E5. L'Asker qui propose la mossa invece di G4, cavallo B6, con un seguito diciamo spettacolare, ma naturalmente non era forzato. Ad esempio D5, alfiere G4, cavallo B5, re D8, donna D2, alfiere per F3, G per F3, donna E5, anche se qui alfiere G7 era probabilmente migliore, è probabilmente migliore, donna E5, torre 1, donna per D5, qui c'è la spettacolare, torre 8, scacco vincente, perché chiaramente il re nero deve catturare la torre 8, dopodiché cavallo per C7, doppio a re e a regina, e vince facilmente il bianco, ma chiaramente tutto ciò non è forzato. Dopo H3, G4, cavallo H4. L'Asker deve allontanare il cavallo dalla casa E5 e a questo punto Marshall spinge in D5. Io ho messo punto interrogativo perché non appare convincente questa spinta. Forse era meglio cavallo B6, come suggerisce Yusupov. È vero, dopo la spinta in D5 e fiere in D7, la posizione del nero è un po' più ristretta, però tenibile, senza grosse difficoltà. Su C6 poteva seguire da parte di Lasker la spinta in D5. Dopo D5 Lasker gioca una bella mossa, donna B5, come vedete l'apertura di quella diagonale F1-A6 bianca è stata molto utile. Tarrasch commentò questa mossa con la mossa con la quale Lasker vince non soltanto la partita, ma anche il torneo di San Pietroburgo. Qui Marshall fa un trucchetto, arrocca lungo e allo stesso tempo tende in maniera astuta un tranello al campione del mullo. Allora diciamo che se invece di arrocco lungo seguiva donna B4, Lasker avrebbe vinto con la spettacolare cavallo per D5, vincendo, perché chiaramente non si può catturare la donna che apparentemente è in difesa perché segue
cavallo per C7, il nero perderebbe l'arrocco e il bianco ricatturerebbe la donna, restando in vantaggio di ben 2 pedoni, quindi non è giocabile. Naturalmente non si può prendere alfiere perché il bianco semplicemente riprenderebbe di donna. Invece di arrocco lungo invece da una mossa alfiere G7 seguita da arrocco corto, che lascerebbe il nero con 2 pedoni in meno, però con qualche possibilità di attacco, anche se poi Marshall nelle analisi post mortem dichiarò che vide questa variante ma la valutò insufficiente per pareggiare o addirittura per tentare di vincere. Ma dopo arrocco lungo, Lasker gioca la forte donna A5, fa spazio al cavallo C3 lasciandogli la casa B5, minaccia il pedone A7 con guadagno di tempo. Il trucco sta che se invece di donna 5 di Lasker dopo arrocco lungo avesse giocato cavallo per D5 Lasker, la mossa che sperava Marshall avrebbe vinto. Come? Seguiva alfiere per D5, donna per D5, eccola qui, donna G5 scacco. Qui deve per forza catturare la donna Lasker, altrimenti perderebbe la donna, ma dopo H per G5 si perde un pezzo, perché il cavallo non si può spostare perché cadrebbe la torre H1. Chiaramente Lasker ha visto questa variante e ha giocato appunto la forte donna A5. Qui la Marshall si accorge che è in difficoltà, perché su Re B8 segue semplicemente cavallo per B5 e si può tranquillamente dire game over, perché il bianco attacca il pedone C7 ed il pedone A7 ed entrambi non sono difendibili. Quindi gioca A6, ma Lasker, da immenso psicologo qual è, da grande giocatore, sacrifica alfiere per A6. Praticamente applica la teoria secondo la quale il miglior modo per contrastare un giocatore di attacco, come lo era ad esempio Marshall, è costringerlo sulla difensiva, cioè evitare che egli stesso, cioè che Marshall stesso, giochi in attacco. E proprio grazie a tale strategia dominò Marshall nel loro match per il titolo mondiale del 1907 che fu giocato in America. Lasker vinse con uno spettacolare 8-0 e 7 patte. Dopo alfiere per A6, a questo punto a Marshall non resta di meglio che verificare la correttezza dell'attacco bianco. Quindi prende B per A6. Donna B4 avrebbe fermato l'attacco di Lasker, però il tedesco avrebbe comunque probabilmente finito col vincere avendo un pedone in più. E quindi appunto a questo punto a Marshall non resta che verificare la correttezza dell'attacco del bianco. Quindi gioca B per A6, donna per A6 scacco, Re B8, cavallo B5. A questo punto si minaccia scacco matto in due mosse. Donna A7 scacco, Re C8, donna per C7 matto. Cavallo B6, adesso il pedone C7 è difeso dalla donna e Malasker fa entrare un altro pezzo in attacco, la torre, la cosiddetta alzata di torre, che moltissime volte è micidiale. Qui probabilmente preso dal panico, accortosi diciamo di non avere nessuna speranza, Marshall giocò lo scacco donna G5, ma che non serve a niente. Kasparov analizzò anche l'alternativa cavallo C4, che però non sembra dare a Marshall la possibilità di salvare la partita. Dopo torre B3, donna G5, Re B1, cavallo D2, Re A1, cavallo per B3, C per B3, alfiere D6, donna 7, Re C8, cavallo per D6, torre per D6, do la variante principale, donna 8 scacco, Re D7, donna per H8, torre C6, A3, torre C2, F4, G per F3, cavallo per F3, donna per G6, donna F8 e il bianco ha un vantaggio decisivo. Ad ogni modo era meglio giocare comunque cavallo C4 perché poi la variante vincente Lasker l'avrebbe sempre dovuta trovare in partita. Quindi è chiaro che Kasparov analizza cavallo C4 e si vede che da un punto di vista matematico-scientifico è insufficiente a far pareggiare il nero, però certamente era comunque più forte e avrebbe dato maggiori difficoltà al tedesco rispetto alla mossa giocata in partita da Marshall, che è donna G5 scacco. Re B1, alfiere D6. Marshall sviluppa un pezzo e difende la casa C7. Lasker continua il suo attacco, torre B3, torre H8, A4. Il pedone A avanza, diciamo, verso la gloria. Alfiere F5, cavallo A7. Questa è una mossa bellissima da parte di Lasker, che sta giocando con notevole attenzione e data la posta in palio non lo si può biasimare. In questo momento minaccia semplicemente cavallo C6, scacco.
alfiere D7, Marshall è costretto onestamente a ritirare indietro l'alfiere per difendere la casa C6. Naturalmente qui non si può giocare alfiere C8 minacciando la donna, perché se cavallo C6 scacco matto. Quindi dopo alfiere D7 Lasker prosegue a 5, Marshall tende in qualche modo di portare la donna sull'ala di donna, ma è inutile, non riesce questo tentativo, gioca donna D2, a questo punto Lasker apre D6, torre 1 scacco, e la posizione di Lasker è talmente superiore che può permettersi persino di lasciare la torre H1 in presa. Infatti gioca re A2. A questo punto Marshall si vede subito che non può aprire la colonna B, sarebbe mortale, e quindi gioca a G6 sperando disperatamente di tenere chiusa la colonna B. Naturalmente donna per C2 non era fattibile, perché è vero che il nero minaccia scacco matto in una mossa con donna B1 matto, ma Lasker avrebbe vinto con la seguente simpatica variante: B per C7 scacco, re per C7, naturalmente re A8, segue cavallo C6 scacco matto, e dopo re per C7 torre B7 matto, quindi avrebbe fatto prima Lasker andare matto. Quindi dopo C6 segue cavallo B5. Libera la casa A7 per il cavallo, per la regina, scusa, e minaccia l'alfiere D6. Quindi dopo cavallo B5, C per B5, quel cavallo deve essere catturato, ma dopo donna A7 scacco, Marshall deve abbandonare dopo appena 29 mosse. Perché? Perché ovviamente segue matto in 2. Dopo re C8, unica mossa, segue donna 8 scacco, l'unica mossa di Marshall sarebbe stata alfiere B8, e a questo punto donna 6 scacco matto. Quindi Lasker ha eseguito davvero un bellissimo attacco, e con esso non solo vince la partita, ma vince in solitaria il torneo di San Pietroburgo, certamente una delle sue numerose vittorie, ma anche una delle più belle ed importanti, come si è già detto nel primo video panoramico introduttivo dedicato al torneo di San Pietroburgo del 1914. Quindi, come vedete, Lasker ha eseguito un bellissimo attacco, spingendo prima facendo un'alzata di torre, poi spingendo il pedone A, e prima ancora sacrificando l'alfiere in A6. Davvero encomiabile come attacco. Da parte sua Marshall ha commesso, secondo me, il primo errore, quello di non entrare in una variante piatta con donna per E2, perché contro il campione del mondo e giocando con i pezzi neri, tentare di giocare per vincere è stato molto azzardato. E poi ha eseguito un piano errato, che è quello di voler spingere in D5, impedendo ai pezzi bianchi di entrare nella casa E5. Inoltre non ha arroccato subito, e quindi tutti questi fattori hanno permesso a Lasker di eseguire un meraviglioso attacco. Con questo abbiamo concluso i video dedicati al torneo di San Pietroburgo del 1914. Spero vi siano piaciuti e che questo torneo resti comunque in generale nella vostra memoria, perché è stato un bel torneo con partite molto importanti e vivaci, come avete potuto vedere. Spero che siano stati interessanti. E niente, quindi chiudendo il capitolo legato a questo torneo, il torneo di San Pietroburgo del 1914, ci vediamo nel prossimo video, nei prossimi video, che ovviamente tratteranno di altri argomenti. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.